La CISL di Agrigento ha chiesto oggi un incontro con il prefetto di Agrigento per discutere sulla vertenza di Villa Betania. I lavoratori e dipendenti, gli operai di Villa Betania da diversi mesi aspettano il salario, aspettano che i comuni di Porto Empedocle e Agrigento mettano mano al portafoglio per dare loro quello che gli spetta. Ma ne parliamo con Farrugia della CISL che ci spiegherà sicuramente meglio la situazione. Allora, noi veniamo da un sit-in fatto presso il comune di Porto Empedocle perché sollecitavamo dei contributi che Villa Betania praticamente avanza, dei crediti da parte del comune che ammontano a circa 250.000 euro, di cui 53.000 euro sono le quote di compartecipazione che questi debbono essere versati direttamente dal comune perché sono i familiari dei ricoverati che le versano. Ci siamo? Allora. Io devo dire però che la prefettura a seguito di questo sit-in ha scritto delle note in cui invitava sia il comune di Lecate che il comune di Agrigento, che a dire del vero il comune di Agrigento i versamenti li ha fatti finora, e al comune di Porto Empedocle di invitare a versare queste quote a Villa Betania perché quasi si parla di gente anziana che è ricoverata e queste persone da 10 mesi senza stipendio continuano a lavorare ed assistere gli ammalati, ma questi a casa non portano niente. Dunque qua c'è una situazione di disperazione totale di queste persone che voi vedete qui, che sono qui davanti, mentre gli altri non sono saliti perché pur non avendo la retribuzione sono lì a lavorare per assicurare agli ammalati l'assistenza. Dunque questa è una cosa veramente vergognosa perché non c'è sensibilità né da parte dei comuni, ma principalmente non c'è sensibilità da parte della regione siciliana che ha abbandonato tutte le IPEB della Sicilia perché li prende in giro, parte con una legge, poi perdiamo tempo, poi ancora niente e ce ne fottiamo. La realtà è questa, siamo mano a nessuno. Il credito maggiore spetta al comune di Porto Empedocle che a trattenere le rette dei pensionati che sono ospitati a Villa Betania vi deve quanto? Ma guarda, saranno sulle 250.000 euro mi sembra, perché c'è nel 2015, nel 2016, quantomeno noi abbiamo chiesto al sindaco di Porto Empedocle. Allora, non vogliamo quelle di prima perché c'è il discorso del fallimento, ma l'anno 2016 che quantomeno iniziano a versare. Vediamo quanti sono i dipendenti di Villa Betania. I dipendenti sono una ventina di ruolo, allora, sono una quindicina, 12 di ruolo e poi c'è tutti quelli incaricati che trimestralmente ricevono gli incarichi perché sono gli ausiliari praticamente, ma oggi sono nell'abbandono totale. Sentiamo anche la voce dei lavoratori. Noi siamo qui dopo il sit-in che abbiamo svolto a Porto Empedocle, oggi siamo qui per protestare contro il ritardo dei pagamenti degli stipendi. Ricordiamo che siamo fermi nel mese di giugno 2016, quindi siamo in una situazione proprio esasperata. La maggior parte di noi siamo monoreddito, quindi non abbiamo niente da portare in famiglia. E speriamo che con questo sciopero, con questa protesta si risolva magari qualcosa di buono e che sia una buona Pasqua anche per noi.